Torna il sereno sul Cupa, ma l'attenzione rimane massima. Dopo tavoli, incontri, manifestazioni e scioperi scanditi da promesse e recessioni poi ritirate, adesso i fondi regionali per salvare il polo universitario di Agrigento starebbero per arrivare in porto. Abbiamo raggiunto l'obiettivo fino a settembre perlomeno e adesso ci dobbiamo impegnare sul fronte del bilancio ad aprile. Infatti stiamo organizzando delle assemblee per tenere la situazione, l'attenzione alta e per verificare appunto sugli sviluppi futuri in un certo senso. Però diciamo che al momento la situazione, il pericolo diciamo, sembra scampato, incrociamo le dita. Sono ottimista, poi bisognerà aspettare sviluppi futuri. Dopo tante manifestazioni, tante proteste, la situazione sembra essere rientrata. Siete soddisfatti? Sì, abbastanza. Teme per il prossimo anno oppure no? Sì, certo, ovviamente è sempre una preoccupazione perché non si sa, non è nulla certo ancora. Aspettiamo una nota da parte della Regione che arrivino questi finanziamenti affinché possa essere salvo non solo fino a settembre ma anche per gli anni successivi, perché comunque sembra che fino a settembre possano esserci fondi ma ancora non c'è nulla di certo anche per gli anni successivi. E giustamente non possiamo vivere con la paura, diciamo, di avere a che fare con un diritto allo studio a tempo determinato. Infatti proprio noi aspettiamo questo, aspettiamo che la Regione ci dia la certezza del fatto, perché fin quanto la Regione non inserisce all'interno della legge finanziaria una clausola dove vengono stabiliti fondi per la provincia, allora saremo noi certi e sicuri. Quindi, continuerete a monitorare la situazione? sì, infatti ogni mercoledì abbiamo indetto delle assemblee proprio per tenerci aggiornati in merito. Noi innanzitutto non chiediamo tanto, non chiediamo i servizi che non vengono garantiti, attenzione, qui si sta parlando anche di servizi che non vengono garantiti come la mensa universitaria ed altre cose. Noi chiediamo che il polo rimanga così, ma che ci sia la certezza cioè ci sia la certezza che questo polo rimanga effettivo. Adesso per il CDA del Cupa è tempo di far quadrare i conti e soprattutto inquadrare il prossimo anno accademico e scongiurare la chiusura di altri corsi di laurea, così come è accaduto già quest'anno. Su iniziativa del vicepresidente Giovanni Di Maeda si è dato l'impulso per una ricognizione di tutti i fondi collegati al polo agrigentino, come quelli ricevuti dall'Università di Palermo e ricavati dalle tasse universitarie. L'idea è di rimodulare i costi standard e di innalzare, se possibile, la percentuale contributiva dell'Università di Palermo che ad oggi copre il 65% dei costi.